Bonatti, Comici, Gervasutti, nomi di scalatori famosi che restano impressi nella mente quando si osservano le cime dolomitiche. Tra questi personaggi ve n'è uno che fu un simbolo per l'alpinismo dell'area friulana e dolomitica, vissuto tra il 1895 e il 1967. È Vittorio Cesa De Marchi, originario di Stevenà, in provincia di Pordenone. La sua storia è ricordata in un libro, un racconto della sua vita come poliedrico personaggio e grande alpinista che fece della montagna una delle sue ragioni di vita. Ho voluto scrivere questo libro in collaborazione col CAI di Sacile perché il personaggio mi è sempre interessato per le sue caratteristiche che ho avuto modo di conoscere fin dagli anni passati. Ho recuperato per caso una sua pubblicazione intitolata Le rime di Iorio e già qua mi ha destato il sospetto perché Iorio se si chiamava Vittorio, perché lui praticamente è rimasto legato alla seconda parte dell'Ottocento, quindi al Risorgimento, con tutti gli annessi e connessi. Era interessato alle vicende di D'Annunzio, aveva letto, studiato quant'altro da Mazzini a tutti i personaggi del Risorgimento, per cui lui in qualche modo si è riconosciuto in questi e praticamente ha continuato a portare avanti questo tipo di discorso. Vittorio Cesa De Marchi fu pioniere di quell'alpinismo classico e intramontabile tipico del periodo in cui visse. La conquista della montagna per lui rappresentava un ideale da raggiungere, anche a prezzo di duri sacrifici, senza mai tralasciare il senso del dovere verso la patria e la famiglia. Esiste un curioso aneddoto a proposito del suo matrimonio. Ci troviamo nei pressi della villa di proprietà dei familiari della moglie, Villa Gava Margherin, e questa villa è stata proprio il centro di un curioso episodio capitato proprio a Vittorio quando aveva appena 19 anni. È venuto a trovare degli amici qua e è uscita la nonna con una bambina in braccio. La nonna è stata disturbata da un campanello che suonava e ha detto a Vittorio: tienimi qua la bambina che vado a vedere chi è e poi torno. Lui ha preso in mano questa bambina che aveva 8 mesi e praticamente dopo al rientro della nonna gli ha detto: però che bella bambina, non si sa mai che quando diventerà grande possa anche sposarla, cosa che puntualmente è avvenuta nel 1939. Quindi possiamo dire che curiosamente lui ha tenuto in braccio la moglie quando aveva 8 mesi. Vittorio Cesa De Marchi fu un marito e padre esemplare, come ricorda Renato, uno dei suoi figli. Aveva questi valori forti, era anche poeta, scrisse delle poesie, un poeta ermetico, romantico fino al midollo. E poi i valori, la patria, aveva combattuto, la scuola intesa come una missione sacra. Era un padre difficile per i figli, perché era un uomo di grande spessore culturale e con una volontà indomita. Poi non dimentichiamo, è nato nel 1895 e io dico che era più dell'Ottocento che del Novecento. Soprattutto quando io ero nell'adolescenza ci furono degli scontri, parecchi scontri, perché lui era un uomo di volontà, era inflessibile, poi era rimasto anche orfano da giovane, non aveva conosciuto il rapporto con un padre. Quindi, insomma, non era facile essere suo figlio, però devo dire, insomma, che ci trasmise dei valori che sono i valori poi che io ho adesso, e di questo io gli sono molto grato. Insomma. Ricordo solo con commozione l'ultimo periodo, quando ormai poverino era in un letto d'ospedale, che gli dissi: sai papà, mi hanno nominato capo reparto movimento della Torino Modano. Lo vidi sorridere, lo vidi una commozione enorme, pochi giorni prima di andarsene.
Sei tu dei bei ricordi il solo nido, paesel natio, che posi a piede i colli. Mi spinse il fatto un dì sovra altro lido, chinai pensosa fronte, tacqui e volli. Oggi Vittorio Cesa de Marchi riposa nella sua amata Stevenà, accanto alla moglie Olga, ai piedi di quelle piccole vette che rappresentarono per lui il primo passo verso la celebrità.